Buonasera a tutti ragazzi, ancora la Terra trema diciamo a Benevento, quindi ancora diciamo continua a tremare. In effetti l'ultima scossa ragazzi è stata alle 20:34 di magnitudo 2,5 e poi alle 20:33 di 2,2, quindi diciamo che ancora la Terra sta e domani perlomeno ad Avellino e Benevento le scuole saranno tutte chiuse, quindi molti comuni hanno aderito a questa cosa che domani tutte diciamo le scuole sia superiori, medie che elementari e anche quelle là, giustamente per i bambini più piccoli resteranno chiuse, quindi invece gli uffici pubblici rimarranno aperti. Diciamo questo è un comunicato che ha fatto il sindaco Clemente Mastella, quindi diciamo che domani le scuole perlomeno ad Avellino, Benevento e comuni limitrofi diciamo saranno tutte quante chiuse, quindi diciamo che domani, martedì 17 dicembre, tutto sarà chiuso a livello scolastico. Quindi lo sciame sismico che sta ancora continuando in Irpinia, diciamo che non si vuole fermare di nessuna maniera. In effetti già poco fa c'è stata un'altra scossa, quindi diciamo che non è ancora finito. Quindi diciamo come ho detto prima alle 20:34 di 2,5 e alle 20:33 di magnitudo 2,2. Poi ce ne sono state altre diciamo di tutta la giornata, ma queste due qua sono le ultime due, quindi diciamo che diciamo da ieri che sta facendo questo ben di Dio, quindi diciamo che dalle 11:38 di stamattina, ma già ieri ci stavano scosse diciamo, di bassa magnitudo. Invece stavolta diciamo, ha fatto la botta finale diciamo, a 3,9 alle 11:36 stamattina, ma già prima ancora già si stavano alle 10:52 2.1, 10:30 2,3, già stava in programma secondo me. Quindi già da ieri la Terra comunque tremava alle 9 ad esempio, leggo 3,2, alle 9:06 3,6, quindi diciamo che stava già preparandosi. Quindi perlomeno domani tutte le scuole di Benevento, province e comuni limitrofi rimarranno chiuse, quindi diciamo che domani tipo Altavilla Irpina, Tripalda, Chiusano, Venticano. No, il terremoto quello di Avellino a Benevento, diciamo che i vari sindaci dei vari comuni ha dato diciamo, la chiusura delle scuole, quindi sia superiori, medie, elementari e anche giustamente gli asili nido, quindi gli uffici apriranno, però la scuola no, perché vogliono controllare diciamo, tutti gli edifici, perché oggi non sono riusciti a fare un controllo diciamo, generale di tutte le scuole per vedere se ci sono danni oppure no. Quindi questo diciamo è quello che diciamo l'ultimo aggiornamento fatto poco fa, quindi un'oretta fa, quindi è confermato che per domani tutte le scuole sia Benevento, Avellino e comuni limitrofi rimarranno chiuse, quindi per sicurezza. Quindi ragazzi vi auguro buona serata a tutti e come sempre ci sentiamo domani e speriamo che stanotte non faccia nessuna scossa. No, speriamo di no. E loro hanno detto comunque di fare attenzione, non è che hanno detto arriverà perché lo sai, non possono saperlo se avviene oppure no, però giustamente hanno detto fate attenzione, quindi non è che lo confermano, ma non lo possono neanche dire no, non verrà perché è una cosa imprevedibile, tanto può accadere e tanto no. Quindi dicono di fare massima attenzione, quindi di stare con un occhio sveglio e un occhio, diciamo, metà e metà, quindi speriamo che stanotte non succeda nulla. Quindi, diciamo, le ultime due scosse sono state alle 8:30 e 8:32, quindi diciamo un'oretta fa più o meno, sono le 10 e un'oretta e mezza fa sono le ultime due scosse che ha fatto, quindi speriamo che non prosegua nella notte, oppure che ne faccia uno più forte. Vabbè, speriamo. Vabbè, ti auguro buona serata a tutti ragazzi e ci sentiamo domani. Ciao, notte a tutti.